Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon giovedì 4 giugno, siamo vicini al weekend e noi come sempre viaggiamo nella nostra meravigliosa terra di Sicilia, alla scoperta del territorio, alla scoperta delle aziende, perché così un po' come dice anche Francesco Caravello, uno dei tre ideatori di Io Compro Siciliano, è bello immaginare anche le facce delle aziende, la faccia dei prodotti che noi acquistiamo giornalmente, che portano in sé vivamente e fortemente quello che è il marchio della Sicilia. Siamo felici di affrontare una nuova puntata insieme, noi diciamo sempre il nostro grazie perché è importante abbracciare tutti voi ogni mattina e a noi piace farlo così. Grazie 234.849 volte, grazie, grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo ad andare avanti, continuiamo a costruire. Questo giugno, così come diciamo, sarà un mese ed è un mese particolarmente forte ed importante perché sapete si stanno realizzando i punti fondamentali del progetto di Io Compro Siciliano. Quello che vi diciamo è naturalmente continuate a seguirci, ad aggiornarvi e soprattutto continuate a compilare il form che riguarda le vostre aziende, questo form che troverete nella nostra pagina ufficiale proprio in alto. Questo form servirà per poter inserire la vostra azienda all'interno del nostro database. Questo, come diciamo sempre, lo diciamo sin dall'inizio, per cercare di mettere in connessione la domanda, l'offerta, ma soprattutto mi piace anche citare una frase che dice spesso Davide Morici, un altro dei fondatori di Io Compro Siciliano: dobbiamo mettere a sistema, e questo per poter ancor meglio lavorare, poter dare frutti di quello che è il lavoro che ogni giorno facciamo insieme. Cominciano già per questa giornata ad arrivare i primi buongiorno. Ida Stagnetta dice buon giovedì sempre da Namur in Belgio. Ciao Ida, ne approfitto tra l'altro. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, felice giornata. Ne approfitto anche per salutare tutti gli amici siciliani che sono in giro per il mondo, che ci seguono con attenzione. A voi l'abbraccio, siamo veramente felici che siate con noi ogni giorno. Bene, fra poco continueremo con i saluti, nel frattempo invece permettetemi di introdurre la giornata di oggi. Oggi viaggiamo, siamo nel territorio di Siracusa. Oggi vi porterò in un luogo magnifico perché siamo nella riserva naturale Cava Grande del Cassibile. Siamo tra il territorio di Avola, Noto, Siracusa, un territorio meraviglioso caratterizzato proprio dal corso del fiume Cassibile. La cosa fantastica è che in questa riserva meravigliosa, naturale, voi potrete veramente vivere la bellezza della natura. Sì, perché lo scopo di questa riserva è naturalmente quella di preservare il territorio dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, archeologico ed anche antropologico. Beh, ci farà bene viaggiare e soprattutto ci farà bene, come sempre, conoscere bene ogni scorcio della nostra meravigliosa Sicilia. E poi sempre nel territorio andremo a visitare un'azienda, è un'azienda agricola biologica con il suo titolare che ci mostrerà un po' quella che è la sua azienda e i suoi prodotti, e quindi rimanete con noi. Signori, siamo felici di avere con noi in questa puntata di oggi, proprio dalla riserva naturale Cava Grande del Cassibile, abbiamo l'avvocato Dugo e il figliuolo Enrico Maria Dugo. Eccoli lì, saranno ad accogliere tutti noi di Io Buongiorno a Compro voi, Siciliano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti e bentrovati. Buongiorno, grazie. grazie. Beh, devo dire che mi sono molto documentata, è stato molto bello tra l'altro proprio ieri anticipare con una chiamata la nostra conversazione di oggi, ed è stato come viaggiare. Entrare nella riserva naturale Cava Grande del Cassibile è vivere una magia.
Oggi la vostra presenza, la presenza di entrambi, tra l'altro, ha un valore molto bello e a noi siciliani questa cosa ci piace trasmetterla. Così come i nostri ospiti e il nostro pubblico sta vedendo, noi abbiamo la figura del papà e la figura del figliolo. Questo perché a noi piace sempre dare questa testimonianza del passaggio di testimone, di quella che è la tradizione e l'innovazione, perché naturalmente quello che poi noi facciamo è mettere nelle mani dei nostri figli tutta quella che è la nostra esperienza. Quindi noi siamo felici e vi ringraziamo che siate presenti entrambi a questa intervista. Grazie a voi, grazie per averci dato questa occasione. Allora, io a questo punto mi zittisco e mi piacerebbe che voi descriveste questo posto magnifico. Sì, allora, la nostra è un'attività particolare perché è situata nella riserva di Cavagrande nel Cassibile ed è in territorio adinoto e noi la definiamo come un'area attrezzata per la fruizione turistica e per la valorizzazione dell'ambiente. L'abbiamo chiamato così perché siamo convinti che questa attività sia al servizio del territorio, quindi permetta di godere della natura senza intaccare la natura stessa. Noi sappiamo che in territorio di Noto, essendo la città del barocco, uno dei grandi patrimoni artistici che abbiamo qui in Sicilia, sappiamo che i vari patrimoni artistici e archeologici devono essere deve essere permessa ai visitatori la visita senza nessuna difficoltà. Allo stesso modo, il nostro patrimonio naturalistico ha un certo valore e la nostra attività permette ai visitatori di usufruirne senza intaccare la bellezza della natura stessa. Quindi noi non ci sostituiamo alla natura, questo mai, però è vero che nella nostra attività la natura è servita e le persone, i visitatori, i turisti possono goderne facendo una breve passeggiata, quindi senza sentieri ostici che caratterizzano però comunque la lussureggiante Cavagrande, e permettono di goderne tramite l'utilizzo di tavoli, di panche per sedersi. Abbiamo i barbecue che permettono ai turisti di fare le grigliate come ai vecchi tempi, quando le persone di una volta facevano le scampagnate nella natura, e ci permettono, e abbiamo anche dislocato alcuni servizi igienici che permettono ai turisti di utilizzarli, e sono delle cose molto importanti perché permettono una visita in un certo senso molto pulita, ed è una cosa che viene sottovalutata da molti, il fatto che nelle riserve naturali non ci siano dei servizi igienici che permettono alle persone di usufruirne. In questa attività abbiamo, diciamo, un protocollo d'intesa che ci ha permesso di aprirla, che ci ha permesso di inaugurarla, ed è stato stipulato tra noi, l'azienda Foreste Demaniali e l'assessorato regionale Territorio e Ambiente. Diciamo, in questi giorni anche siamo ripartiti dopo l'emergenza, e questo ci ha permesso alle persone. Io la fermo un attimo, Sì, certo. la fermo un attimo perché mi piacerebbe adesso piano piano appunto parlarne con voi. Vorrei un attimino spostarmi all'avvocato, a papà, perché durante questo suo racconto, Enrico Maria, vedevo che c'era questo racconto molto passionale. Quindi è molto bello vedere come un ragazzo giovane viva con passione quella che naturalmente è, dico, l'amore anche che viene dalla famiglia, no? Quello che ha trasmesso, quindi i valori legati alla famiglia, ma questa forte attenzione, cioè questo senso di identità molto sentita, di appartenenza soprattutto al territorio, alla terra siciliana, quindi come promozione. Mi sposto un attimino all'avvocato Dugo. Avvocato, devo dire, mi piace moltissimo immaginare, perché lo vedo, perché c'è proprio questo, si respira, no? In questo racconto, questo amore, questa tradizione poi legata all'amore per la Sicilia che si tramanda anche in famiglia. Certo, è una grande soddisfazione pensare che i grandi sacrifici che si sono fatti per mettere su questa attività venga poi proseguita dai propri figli. Questa attività, che è un'attività un po' particolare, voglio un po' ribadire, perché è un'attività per la fruizione della natura attraverso i servizi. E ricordiamoci una cosa, che la riserva naturale di Cavagrande è
è molto ampia, ci sono i cosiddetti laghetti di Cava Grande. La nostra è molto particolare perché permette alle persone, trovandoci in fondo proprio nel fondovalle della riserva, alle persone anziane, molto anziane, alle persone in stato di gravidanza, alle famiglie che hanno bambini molto piccoli, di raggiungere agevolmente questi posti meravigliosi, la vegetazione lussureggiante della riserva di Cava Grande. La nostra è un'area balneare, si può fare il bagno nelle acque cristalline del fiume Manghisi, si possono usare le canoe che sono messe a disposizione dei visitatori per fare un po' di risalita del fiume. È molto bello, c'è il vecchio e il nuovo che ci si sostituisce, diciamo che paradossalmente il nuovo ripropone l'antico, perché è stata proprio una sua idea quella di portare avanti, di programmare un'attività di preparazione, e in questo senso ci stiamo appunto organizzando, di preparazione di piatti antichi della cucina tipica siciliana, una sorta di riscoperta dei sapori smarriti, insomma, del nostro territorio. È stata una sua idea e secondo me un'idea geniale, perché si inserisce con un'impronta agrituristica, si inserisce in un contesto un po' diverso, un po' originale rispetto al solito agriturismo, cioè dire l'agriturismo non inserito nel territorio solo ed esclusivamente prettamente agricolo, ma nel contesto più ampio, proprio che tra l'altro previsto anche dal Codice Civile, è la gestione del bosco. La gestione dei boschi e quindi la fruizione dei boschi rientra nel grande concetto della figura dell'imprenditore agricolo, e quindi quale cosa migliore di un agriturismo dove si possono scoprire questi piatti contadini, dove si può ammirare e godere la natura, fare il bagno nelle fresche acque del fiume Manghisi, inserito nel contesto appunto naturalistico, quindi un agriturismo all'interno della natura lussureggiante e incontaminata, che è quella della riserva di Cava Grande del Cassibile. Avvocato, lei adesso ci diceva quindi la scoperta della natura, del paesaggio, del territorio, con tante attività, tra l'altro un luogo perfetto anche per venire in famiglia, così come lei stava dicendo poc'anzi, e poi soprattutto anche la bellezza di poter degustare questi piatti che sono piatti della tradizione, alla riscoperta del gusto. Beh, allora permettetemi, visto che si parla di territorio, visto che si parla di piatti e visto che si parla di gusto e quindi di quelli che sono i prodotti naturali che vengono inseriti anche nelle degustazioni, no? che i nostri ospiti devono fare, beh, allora permettetemi anche a questo punto di dare faccia ad una delle aziende del territorio. Mi piacerebbe far entrare in diretta con noi anche ospite in questa giornata. Abbiamo da Avola Vincenzo Dugo del Feudo Euchimia, azienda agricola biologica. Ecco qui Vincenzo, benvenuto, ben trovato. Buongiorno. Ben trovato, ben trovato. Se si parla di territorio, così come diceva poc'anzi Enrico Maria, è importante anche parlare di piatti, parlare di tradizione, parlare anche di quelli che sono i prodotti dell'azienda, della vostra azienda, dell'Euchimia. Certo, noi siamo nati circa una quindicina di anni fa e la nostra storia nasce principalmente perché noi siamo, diciamo, innamorati del territorio, della natura, e con questa idea abbiamo iniziato questa avventura. Abbiamo iniziato con un piccolo appezzamento di terreno che è posizionato tra Avola e Noto, in questo posto stupendo che è anche un bellissimo paesaggio, perché ci giriamo attorno e vediamo da una parte il mare, il Mar Ionio, dall'altra parte i Monti Iblei, quindi abbiamo tutta la zona di Noto, di Portopalo che ci attornia. Siamo, per così dire, circondati di bellezza. Abbiamo iniziato con questo piccolo appezzamento e facendo poi degli studi di settore e di marketing abbiamo iniziato poi a impiantare dei nuovi uliveti. Oggi siamo a 20 ettari di uliveto
I nostri sono principalmente olive da mensa, cioè sono quelle che normalmente sono chiamate le olive da tavola, e l'idea è quella praticamente di fornire un prodotto quanto più artigianale possibile, che chiaramente sia anche conveniente per il consumatore, e sicuramente andare sempre comunque a incentivare il consumatore a consumare i prodotti locali, e soprattutto i prodotti fatti con le ricette tradizionali che ci sono state tramandate dagli antichi, dalle nostre nonne, e sono poi le ricette sostanzialmente che utilizziamo. Infatti cerchiamo di essere quanto meno possibile industrializzati in tal senso. E poi quello che ci piace sicuramente è di portare avanti questa tradizione, perché l'olivo comunque è una pianta millenaria, è una tradizione anche dal punto di vista agricolo, che nelle nostre zone sostanzialmente dura dalla notte dei tempi. Si parla dell'ulivo addirittura dalla mitologia greca, quindi ci rendiamo conto che effettivamente è una pianta autoctona, ma è una pianta che ha anche una storia. E proprio da questo punto di vista noi cerchiamo anche di valorizzare tutto quello che già i nostri appezzamenti hanno precedente al momento in cui vengono impiantati, tant'è vero che tutti gli alberi di ulivo secolari che sono presenti sui nostri appezzamenti di terreno vengono sempre valorizzati e vengono portati avanti anche per la produzione dell'olio, che è la nostra seconda via in senso di produzione. Chiaramente parliamo di olio extravergine di oliva, non parliamo assolutamente di prodotti provenienti da altre parti d'Italia, ma anche del mondo, perché ricordiamoci che dal punto di vista dell'oliva è un prodotto che sul mercato risulta un po' inflazionato, anche perché ci sono norme che permettono, come un po' tutto, l'importazione dei prodotti. Quindi quello che noi cerchiamo di fare giornalmente, ed è veramente una lotta, è cercare di valorizzare il prodotto, ma soprattutto la provenienza, anche perché, come vedete, io sono un giovane imprenditore agricolo, ho 28 anni e ho iniziato che ne avevo 18, quindi appena maggiorenne, e ho fatto la scelta di rimanere sul territorio per cercare di investire, mettermi in gioco, come anche tanti altri miei amici e conoscenti. Quindi la sfida è sostanzialmente questa, cioè di cercare di creare qualche cosa, cercare di creare un'opportunità anche per altre persone, anche per altri giovani che potrebbero lavorare, perché no, collaborare con le aziende appunto che sono sul territorio. Cioè sostanzialmente noi piantiamo alberi di ulivo, ma cerchiamo anche di impiantare una speranza in questo territorio, che è quella chiaramente di creare dei posti di lavoro, creare uno sviluppo che partendo da un'azienda agricola potrebbe essere anche uno sviluppo in senso molto più specialistico. Penso ad esempio a chimici, penso a biologi, penso ad agronomi che potrebbero collaborare con noi, ma anche con qualsiasi altra azienda agricola del territorio. Chiaramente la cosa fondamentale è fare impresa in maniera differente, perché quello che molto spesso noto che manca, io tra l'altro ho fatto gli studi di economia, quindi sono cose che abbiamo spesso discusso anche all'università a Catania, quello che manca è proprio l'imprenditorialità, cioè quella capacità di pensare all'azienda in maniera diversa, quindi approcciarsi con un approccio anche proprio imprenditoriale anche all'agricoltura, come nel nostro caso, ma diciamo in tutti i campi questo dovrebbe essere molto importante. Vincenzo, io devo fare complimenti perché mi piace molto sentire un giovane, appena 18 anni, un po' come quello che sta facendo tanti con l'agricoltura, avere giovani molto preparati, con esperienze e soprattutto con le idee chiare, perché questo significa costruire impresa. Tra l'altro è quello che i tre fondatori di Io Compro Siciliano è proprio la base della cioè cercare di mettere in atto quello che facciamo, perché in questo modo possiamo realmente immaginare di dare una risposta alla nostra economia, perché mettendo a sistema che possiamo immaginare di proiettarci più avanti. E
quindi sono veramente molto felice di questa testimonianza. Permettetemi dall'avvocato Lugo e da Enrico Maria. Ci sono tanti saluti. C'è Franco Sapini, Paola Travaia, Domenico Scarano, che saluta addirittura da Amsterdam, e poi abbiamo Mimma Nicolosi Palana. Ciao Mimma, ciao Sicilia, ciao Katiuska, ciao cara Mimma, e poi ancora Arte Vita Arte, ciao Mimma cara, ti seguo anch'io, Salvo Renda Chef, buongiorno a te Katiuska e ai tuoi ospiti, quindi buongiorno a voi. Fabio Salonia, complimenti ai ragazzi. Grazie. E poi Sebastiano Tiralongo, bravissimi, continuate così, oggi siete esempio per i nuovi giovani di oggi. Ancora John Blandi dall'America, il nostro amico da New York, siciliano, ci segue sempre con tanto affetto. Ciao John Blandi. Liliana Munafò, saluti. Il Faraone Palermo scrive: buongiorno Katiuska, che bella iniziativa, in più i nostri piatti antichi e tradizionali, complimenti a voi. Poi chi ama la natura e la progetta fa parte di me. Ancora Salvatore Castelli scrive: buongiorno Sicilia, ascoltare i racconti delle bellezze della nostra meravigliosa isola mi ha fatto venire voglia di cambiare i piani della mia prossima vacanza, di solito all'estero. Mi sono ripromesso di fare un giro minuzioso della nostra terra che credevo di conoscere già, ma mi sono reso conto che ho ancora molto da scoprire, quindi sarà la mia prossima vacanza. Io amo la mia Sicilia. Complimenti per il vostro progetto. Salvatore, grazie per queste parole e soprattutto grazie, ciao anche a Lilla Agricola. E devo dire grazie a Salvatore e grazie a tutti, perché noi diciamo sempre: viaggiamo in Sicilia perché noi abbiamo bisogno di noi, primariamente abbiamo bisogno di noi. Abbiamo gli ultimi minuti, io ritorno un attimo dall'avvocato Duco e da Enrico Maria. Allora, mi sembra di aver compreso dal racconto di questi giovani che l'attività naturalistica, la riserva, l'attività dell'azienda agricola, l'attività è al servizio della collettività sicuramente, e poi è anche al servizio dei giovani, è al servizio dei turisti, dei viaggiatori. Mi sembra di cogliere che ci sia del turismo. E del turismo, è a servizio del turismo, al servizio della ristorazione, al servizio di tutte le attività collaterali. Io penso una cosa, che un'area naturalistica come quella della riserva di Cavagrande, della nostra attività, è un'area, deve essere un punto di riferimento, cioè dire è a servizio del turismo, in quanto andrebbe affiancata ai beni archeologici, ai beni artistici, accanto abbiamo i beni naturalistici che hanno rango ugualmente importante nel contesto turistico, per cui devono essere necessariamente, perché questo ormai l'orientamento e fortunatamente l'esigenza delle persone che tengono al rispetto della natura, al rispetto della biodiversità, di essere inseriti in un programma di visita del turista nel nostro territorio. E su questo stiamo lavorando anche con in un'associazione di cui noi abbiamo la fortuna di far parte, che è l'associazione Mare Canyon, che programma, sta facendo uno sforzo per programmare le visite dei turisti per andare a impegnare il tempo della vacanza in modo proficuo e in modo vantaggioso dal punto di vista della soddisfazione del turista. Questo è un elemento molto importante, perché la nostra attività, parlando della nostra attività, è un'attività che non è intesa come quell'attività mordi e fuggi. Devo dire, la riserva naturale è stata sempre vista come una riserva da visitare zaino in spalla, ben vengano i camminatori zaino in spalla, ma dobbiamo dare anche spazio alle famiglie, dobbiamo dare spazio agli anziani, perché è una necessità, perché è un segno di civiltà, quel minimo di servizio che sono servizi essenziali che anche un'area naturalistica ha bisogno. A volte si pensa, perché ci deve essere il servizio igienico nell'area naturalistica?
C'è la natura che può essere disturbata? Assolutamente no. Ci sono luoghi archeologici come il Foro Romano a Roma. Più importante del foro archeologico, del Foro Romano a Roma, non ci può essere. Eppure lì hanno dedicato degli angolini per fare i servizi igienici, per dare i servizi ai turisti. Quindi mettere a disposizione la natura, però la natura servita, noi diciamo, la natura servita di tutti quelli che sono i servizi per il raggiungimento della massima soddisfazione del turista, sempre nel rispetto naturalmente delle norme naturalistiche. E dobbiamo fare questo sforzo e portare avanti. La nostra non è un'attività in concorrenza con nessuno. Fortunatamente nel nostro territorio le attività hanno avuto uno sviluppo immenso, enorme negli anni passati, grazie alla politica del sindaco Luca Cannata di Avola, che ha voluto proporre il territorio e ha avuto un salto di qualità enorme, grazie all'attività del sindaco di Noto Bonfanti, che ha migliorato e garantito sempre i servizi ai turisti, per cui questi sforzi che i nostri amministratori hanno fatto nel territorio non devono andare dispersi, e proprio in questo senso dobbiamo cercare di superare questo brutto periodo dell'epidemia del coronavirus, facendo uno sforzo e invogliando le persone ad uscire. Invogliamo le persone ad uscire, la carica virale veramente è stata ridotta moltissimo. Siamo ormai noi a Siracusa al di sotto forse a dei 7 elementi positivi nella provincia di Siracusa, è un po' un andazzo in tutta la regione, per cui invogliamo le persone ad uscire, altri perché c'è questo senso di paura, questa psicosi dell'epidemia che deve essere necessariamente superata, altrimenti dico, è un disastro, sarà un disastro per la nostra economia, per le attività produttive agricole, perché non possono vendere ai ristoratori, perché i ristoranti non vanno avanti, quindi facciamo uno sforzo tutti quanti. Mi aggancio proprio a questa cosa che lei sta dicendo, perché noi quotidianamente nei nostri programmi del palinsesto, che poi sono questo delle 12, poi abbiamo l'appuntamento fisso delle 18 tutti i giorni con aperitivo social, e poi al sabato abbiamo la nostra puntatina proprio a Palazzola Creide con Alessia Smile and Food, per conoscere proprio la tradizione legata ai piatti, per Io Compro Siciliano Chef. Però volevo agganciarmi a quello che stava dicendo lei adesso, avvocato, nel senso che noi diciamo tutti i giorni, sicuramente in sicurezza, perché questo è alla base, lo facciamo tutti, lo facciamo noi da fruitori, lo fanno chi gestisce le attività, però cominciamo a riprendere le nostre abitudini, cominciamo a frequentare il nostro bar di riferimento, i ristoranti, cominciamo a frequentare, a girare la nostra meravigliosa terra siciliana. Ripeto, lo facciamo in sicurezza, però facciamolo perché le nostre aziende hanno bisogno di noi. Quindi questo è l'invito che noi tutti i giorni facciamo. Io volevo leggere qualche messaggio perché ci sono messaggi per voi. Innanzitutto Angela Antonelli scrive: bravi. Chiara Seivita: complimenti Katiuska, sei ormai l'amica giornaliera che ci porta in giro per la nostra meravigliosa Sicilia. Bravi, Io Compro Siciliano. Vincenzo Campisi: siete fantastici. Salvatore Castelli dice: vi assicuro che vivere a New York e ad avere la Sicilia nel cuore è un'esperienza unica per chi come me manca dalla propria terra, quindi nostalgia tutti i giorni. Salvatore, guarda, ci riempi veramente di gioia con questi messaggi, quindi noi speriamo veramente che tu possa venire presto. Ancora Mariana Grande scrive: ripartiamo credendoci ancora di più. In bocca al lupo, ragazzi. Bene, io volevo spostarmi un attimo da Feudo Euchinia, da Vincenzo Dugo. Senti Vincenzo, ma se io ti chiedessi per esempio qualcosina per stuzzicare, visto che siamo ormai nell'orario quasi a chiusura, siamo quasi alle 12:30, ci avviciniamo all'orario del pranzo, ma hai qualcosa per stuzzicare un attimino la nostra, come dire, il nostro palato? Allora, io vi posso portare, perché tra l'altro a me piace fare un giro itinerante, io vi posso portare un attimo nella zona produzione, proprio questo live. In questo momento abbiamo in corso la lavorazione del ciliegino secco, che è uno dei prodotti complementari che noi produciamo e vendiamo nel nostro territorio ai ristoratori e alle nostre, a tutte le attività che lavorano con noi. Come vedete, questa... È meraviglia. Noi utilizziamo questi cassettoni
Chiaramente la produzione, scusate, ecco, mi metto un attimo alla luce. Sì. Questa produzione noi la facciamo esclusivamente al sole, quindi utilizziamo questo valore aggiunto che è tipico della Sicilia, che è il nostro sole siciliano, che fortunatamente è già caldo e ci sta aiutando moltissimo. Speriamo che vada sempre meglio, anche perché in questi giorni nella nostra zona abbiamo avuto un po' di tempo, diciamo, bruttino, però ce la possiamo fare. Abbiamo iniziato questa produzione quest'anno e speriamo, insomma, di andare avanti. Poi tra l'altro noi facciamo anche quest'altro tipo di prodotti. Ecco, c'è l'avvocato che stava dicendo qualcosa. Vedo pomodorino, cos'era? Sì, quello che stiamo facendo in questo momento è il pomodorino secco che, come vi ho detto, viene essiccato al sole, viene messo in questi cassettoni e poi viene praticamente messo al sole, asciugato esclusivamente al sole. Noi quello che non utilizziamo assolutamente sono conservanti e sono sicuramente il forno come normalmente viene fatto nell'industria. Non so se tutti lo sanno, ma i pomodori secchi vengono essiccati nei forni elettrici. Questo chiaramente va ad intaccare la qualità, oltre che il periodo di conservazione del prodotto. Noi abbiamo sposato la causa di produrre tutto con la qualità massima e soprattutto, come dicevo prima, sempre seguendo le nostre tradizioni, quelle che sono le ricette antiche e quelle che sono proprio la tradizione, che è quello che ci marchia a fuoco, che è la tradizione del nostro territorio. Allora, un attimo, interrompo. Allora, c'è Paolo Dugo che scrive: bravi i nostri giovani imprenditori che con sacrificio e dedizione si spendono in prima persona per valorizzare e massimizzare le loro aziende e il territorio. Quindi i complimenti arrivano anche da Paolo Dugo. Io devo dire, che è mio padre. Ecco papà, e quindi ancora tradizione e innovazione. Saluti a papà Paolo, allora, grazie. Io siamo a chiusura. Siamo a chiusura, vorrei invitare tutti gli amici che ci stanno seguendo, andiamo a visitare il territorio, andiamo alla riserva naturale Cava Grande del Cassibile, un posto magnifico, potremo deliziare le nostre esperienze, il nostro occhio, le nostre avventure, soprattutto degustare prodotti buoni al feudo Eutinia, da Vincenzo Dugo. Abbiamo Enrico Maria che forse voleva fare un saluto. Enrico Maria. Allora, saluto tutti, inoltre volevo ricordare che quello che io ho descritto riguardo alla nostra attività può essere visto nella nostra pagina Facebook, cui esiste un video informativo che ora in questo momento è anche sponsorizzato, in cui si possono vedere tutti i servizi che offriamo in questo modo, e quindi ci dà uno spacco di quest'area naturalistica che noi offriamo, quindi per quando è disponibile al pubblico in questo momento, e dà una migliore idea di quello che noi in questa live abbiamo raccontato, che si chiama Il Martin Pescatore, la pagina Facebook. Anche io approfitto dello spazio, subito dopo vi condividerò sul vostro gruppo il nostro video pubblicitario e il link alla nostra pagina dove potete vedere anche tutti gli altri prodotti confezionati opportunamente e potrete anche vedere dei video dove si vede insomma l'azienda, la lavorazione, dove raccontiamo un po' più in maniera più approfondita la nostra storia e quello che facciamo e quello che produciamo. Volevo leggervi questo messaggio. Sì, grazie per questa grande opportunità che ci avete dato. Una fortuna a noi, cioè a voi e a noi. A noi. Allora, sentite questo messaggio che mi piace moltissimo leggere. Allora, Salvatore Castelli dice: per migliorare il nostro pensiero positivo, se siete d'accordo, proporrei di sostituire la parola speriamo, che sento menzionare spesso, con la parola sicuramente, perché noi sicuramente ci crediamo. Ci rialzeremo più forti di prima. Sono d'accordissimo e volevo aggiungere infatti che questo sicuramente verrà aggiunto soltanto nel momento in cui noi ripartiremo con prudenza e senza scoraggiarci. Questo ci permetterà di andare avanti e lo ringraziamo. Venite avanti, avvicinatevi alla camera, signori. Sì, proprio così vicini. Vedete, noi vi ringraziamo per averci fatto visitare la vostra riserva, l'azienda meravigliosa, per averci fatto vivere questa avventura incredibile.
ma noi finiamo i nostri appuntamenti sempre così e sicuramente portano bene. Io compro, ripetete con me, io Siciliano. siciliano, ci piace. Piano. Buon lavoro a Piano. noi. Grazie mille. Buona A fortuna presto, anche a ciao, voi. grazie. Ci vediamo Grazie. domani. Ciao. Certo, Questo certamente. pomeriggio 18 Ciao. social. A domani, arrivederci.